C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ultima puntata di questo ciclo riminese di Centro Anch'io, pronti per andare alla cima Monticello, inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio. Da Cortebona di Canese arriva a passo spedito in circa un'ora abbondante presso il bivacco Valzaroten. Da qui in 2 ore si arriva al passo di Val Canè. Il sentiero 65 si divide, va seguito il 65A. In poco meno di 3 ore con gamba allenata si arriva a cime di Pietrarossa. Bisogna prestare attenzione per seguire verso Punta di Pietrarossa e cima di Monticello, che è a 3161 metri. La discesa avviene senza particolari problemi. La salita alla cima è da farsi con condizioni meteorologiche buone, assolutamente da evitare in caso di nebbia. Per tutte queste belle passeggiate che vi abbiamo raccontato brevemente nelle nostre puntate, permetteteci di ringraziare l'amico Giambattista Facchini alias Giamba John Facco, presidente fondatore del gruppo escursionisti Brescia, e permettetemi di ringraziare altresì anche il nostro regista, l'instancabile e bravissimo Emanuele Carpella. Pronti adesso con il modo di dire di oggi, l'ultimo di queste puntate riminesi: dopo 7 fete è il ga capit che li ha polenta. Sofia, c'è l'interrogazione. Preparatissima. Hai studiato? Sì, sì. Non sbirciare i bigliettini, eh? Allora, dopo 7 fete... Dopo 7 fete il ga capì che l'hai polenta. No, non l'hai, Lia. Lia. Hai capito qualcosa, cara Sofia? Niente. Dopo 7 fette... Cos'è? Sì, è giusto? Sì. Oh. Dopo 7 fette... Ho capito che è polenta? Sì, c'è una persona non proprio di quelle illuminate sveglie, perché se per capire che sta mangiando polenta deve aver mangiato 7 fette, sei in polento. sei in polento. Voi assaggiate mai la polenta nostra? Sapete che a Brescia c'è la polenta? Non ti piace la polenta? No. Tu? Sì, è buona, è buona. Sì? Poi? Molto, devo ancora assaggiarla però quella di Brescia. Oh, che aspettiamo, Facciamo un tour che si va prima, allora, tutti a Chiavari, poi tu invece di dove? E le Marche. Le Marche, che paese? Pedaso. Pedaso, pure là, bellissimo. C'è il mare, tu? A Romagna siete già qua. Qui? Esatto. Che Dio vi benedica. Benedetto e Cristina, voi siete marito e moglie? Sì, certo. Sì. Giovanissimi, neosposini. Sì, sono 30 anni, Benny? 29 anni. E l'anno prossimo sei il 30°. Sì. Sì. E si sposa nostra figlia. Sì? Bello. Beh, fate una bella festa insieme. Però il fatto che si sposi la figlia non ti esime dal fatto che l'anno prossimo devi spendere tanti bei soldini per la moglie. Ci sarà Benedetto. Sì. T'aspetti. Sì, spero, dai. Cosa, un anello? No, non mi piace. Non ti piace? Vacanze, viaggio. Viaggio, dove? A Riccione. Magari. Vabbè, Rimini, Riccione. A San Leo, un bel borgo storico, ne vale la pena. Storia, me. San Leo, fatta per l'anno prossimo, Poi l'anno prossimo non salta fuori con qualcosa di più impegnativo, però, Se hai detto San Leo, i nostri telespettatori sono testimoni. Perfetto. Allora, carissima, vediamo un po' adesso se te la cavi pure con questo modo di dire in dialetto bresciano. Allora. Dopo 7 fette, Elga ha capito che li ha polenta, ma che lingua è? Detto bresciano. Cosa hai capito? Allora, dopo il formaggio. Sta il formaggio. Non lo so, capita. Capita che. Capite. Che dopo il formaggio. capita che c'è anche la polenta. Certo, dopo il formaggio arriva la polenta. Poi dolce caffè, ammazza caffè, conto e a casa. Esatto. Dopo 7 fette, questa persona che dopo aver mangiato 7 fette di polenta ha capito che era polenta. Esatto. Era molto meglio questo. Una bella coppia simpatica con cui vi salutiamo. Alla prossima da Rimini. Ciao, auguri a voi, grazie. Romagna mia.